Il punto della situazione è certamente più ottimistico rispetto alle previsioni che avevamo stamattina, nel senso che l'ENE ci ha appena comunicato che attende il placet del Vigili del Fuoco che, se non è arrivato, sta per arrivare mentre parliamo, e con questo documento riattiverà le 1059 utenze in tutta l'area che va da via Antonio Ottoso di Mare, quindi dalla circonvallazione a San Giovanni Galermo e sull'asse est-ovest e da via Santa Sofia a Belsito. Questo significa che tutti i residenti in quest'area possono già tornare a casa da oggi pomeriggio, stasera, e avranno la luce a disposizione. Non avranno ancora il gas e non l'avranno per almeno 5-7 giorni, perché devono compiere delle verifiche approfondite, considerando che ovviamente la sicurezza viene prima della distribuzione del servizio. Per quanto riguarda quelli nelle case rosse, che abitano invece nell'area rossa, loro saranno ospitati in una struttura individuata dal Comune, e c'è la Regione Siciliana che dovrebbe fronteggiare il sforzo economico offrendo a ciascuna di queste famiglie un contributo per assistenza per l'autonomia della sistemazione, con cui consentire loro di scegliere quale soluzione adottare per soggiornare in questo periodo di trasferimento forzato.